Via Valeri, in centro città, poco lontano dalle piazze, pomeriggio pieno giorno. La nobile arte della box viene praticata alla luce del sole come fosse niente, in mezzo alla strada che collega via Tommaseo con via Trieste. Pugni tra giovanissimi africani sotto le finestre degli uffici, tra le banche e l'abbandono dell'area PP1. Le auto aspettano in coda che il combattimento finisca, poi qualcuno perde la pazienza e suona il clacson e passa. Attenzione, il traffico viene gestito in autonomia dagli amici dei due boxer, dato che nel frattempo non si vede arrivare nessuna forza dell'ordine nemmeno per ripristinare la viabilità. Dopo un minuto il secondo round, è sempre lo stesso ragazzo che attacca mettendo a segno qualche pugno. Lo sfidante è costretto alla fuga tra i pezzi di vetro rimasti a terra. Quale sarà stato il motivo dei cazzotti? Una questione di soldi? Di spaccio? Nei 2 minuti e 40 del video nessuno arriva a fermare la rissa, forse perché nessuno ha chiamato il 113.